Confermato nel frattempo l'arrivo Gerardin, Mirabella, Deano, i 3 medagliati della farfalla ragazzi. Finale junior femmine, Matilda Rodigari nuoterà in 1, Team Veneto, Federica Avon, Ginnasium Pordenone in corsia 2, in corsia 3 per l'Idros Martina Pinarello, in corsia 4 per il Nottoli Nuoto 74 Francesca Denardi, in 5 per l'Idros Viola Magoga, in corsia 6 Sara Maragno Gabbiano, in corsia 7 già medagliata nella rana ai campionati italiani giovanili e nazionale giovanile Brigitta Boifava De Hacker, e in corsia 8 Giulia Giacomazzi GIS Pordenuoto. Francesca Denardi la più veloce nelle qualificazioni 1.04.98, primato del meeting di Elena Gemo 1.02.96. Partita decisa la Magoga nei primi 25, passa in testa. Portacolori dell'Idros che nuota in quinta corsia, ottima interprete di questa specialità. Partita con decisione anche la Avon dalla corsia numero 2, poi in corsia centrale da Denardi la migliore delle qualificazioni. Magoga, Avon, Denardi nell'ordine ai 50, separate da una manciata di centesimi, le prime 3 racchiuse in 18 centesimi di secondo. Gara ancora aperta, vediamo la situazione ai 3/4, Magoga davanti, attenzione alla Denardi che rientra e si fa pericolosa, vira con decisione, c'è ora la volata finale degli ultimi 15-10 metri, si sta per concludere la prova. Magoga in 5, Denardi in corsia 4, in 3 la Pinarello, Viola Magoga rimane davanti 1.04.21, Francesca Denardi 1.04.61, Martina Pinarello è terza 1.04.81.